Torre. Tragico schianto questa mattina sulla statale Alemania, Ponte nelle Alpi, a perdere la vita un operaio 25enne della Luxottica residente a Fara dal Pago, padre di 2 bimbi. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cittadella il sindaco di Villafranca Padovana, Fausto Dorio, era in sella alla sua moto, un auto lo ha travolto. Grande manifestazione questa mattina a Venezia di imprenditori e lavoratori per salvare il porto. Non viene fatta la manutenzione, il porto si sta interrando e perde importanti commesse. La nostra diretta. 2 grandi fantocci di plastica con i guanti insanguinati e i volti di Luciano Benettone e del fotografo Oliviero Toscani sono comparsi la scorsa notte sotto la sede del secolo XIX a Genova. Esplosione nel cuore della notte in centro a Rosolina, nel Basso Polesano. Ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Fermato dalla Guardia di Finanza sulla 22 del Brennero, aveva nascosto in auto 2 kg di cocaina per un valore di 2 milioni di euro. Arrestato 32enne albanese. Alla vigilia della festa della traslazione di Sant'Antonio, nota come festa della lingua, che si celebrerà domenica, il santo diffonde il numero dei pellegrini dello scorso anno, numero in aumento con persone in arrivo da 75 nazioni. Ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la notizia, l'avete sentito dai titoli, di un tragico incidente che si è verificato questa mattina nel Bellunese a Ponte nelle Alpi. Ci aggiorna in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno. Lo schianto questa mattina alle 7 al chilometro 31,900 della 51 via Alemagna, all'altezza dell'incrocio della Secca tra Ponte nelle Alpi e il territorio comunale dell'Alpago. Ha perso la vita un 25enne residente a Fara dal Pago da molti anni, ma originario dell'Albania. L'auto sulla quale viaggiava, una station wagon di colore grigio, si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta, che trasportava massi. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo al giovane che pare stesse rientrando dal lavoro dopo il turno alla Luxottica di Agordo. La statale è stata chiusa fino alla tarda mattinata in entrambe le direzioni di marcia per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi dell'incidente, rilievi utili a ricostruirne l'esatta dinamica. Un incrocio maledetto, quello della Secca, dove la statale 51 di Alemagna si interseca con la strada che conduce a Farra e a Puos dal Pago, teatro di gravissimi incidenti stradali come quello di stamattina che ha strappato la vita a un giovane. È tutto, a voi. E proprio poco fa sono state rese note le generalità della vittima dell'incidente di questa mattina nel Bellunese. Si tratta di Endri Zaini, appunto l'avete sentito, 25enne operaio alla Luxottica, era padre di 2 bimbi piccoli. E c'è stato anche un altro grave incidente che ha coinvolto il sindaco di Villafranca Padovana, Fausto Dorio. Ha lottato alcune ore contro la morte all'ospedale di Cittadella. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Nelle ultime ore fortunatamente c'è stato un miglioramento. Ci aggiorna da Villafranca Padovana Guido Barbato. Sentiamo. Buongiorno da Villafranca Padovana. È ancora in prognosi riservata, ma non corre più pericolo di vita Fausto Dorio, il sindaco del comune da cui vi parlo. I medici contano di sciogliere la prognosi nel pomeriggio. Il 59enne primo cittadino villafranchese mercoledì verso l'ora di pranzo era stato vittima di un gravissimo incidente stradale. Viaggiava in sella alla sua moto Honda lungo la strada Valsugana, diretto a Cittadella, a una riunione tra sindaci, quando a San Giorgio in Bosco, all'altezza di una laterale che porta alla frazione di Sant'Anna Morosina, sarebbe stato investito dall'auto condotta da una 28enne di Massanzago che stava uscendo per immettersi sulla regionale. L'urto è stato violentissimo, Dorio è finito malamente sull'asfalto riportando molte lesioni interne. Soccorso dal SUEM e portato in ospedale a Cittadella cosciente, Fausto Dorio è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici che gli hanno salvato la vita. I medici hanno dovuto asportargli la milza, ma per qualche ora si è perfino temuto per la sua salute. L'automobilista avrebbe detto di non averlo proprio visto arrivare. Fausto Dorio è sindaco di Villafranca Padovana, comune di 10.200 abitanti, situato a nord-ovest della cintura urbana di Padova,
dal maggio scorso, sostenuto dalla lista Movimento del Buonsenso Lega con Salvini. Linea allo studio. Grande manifestazione questa mattina a Venezia di imprenditori e lavoratori per salvare il porto. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con i nostri inviati Filippo Fois e Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Prendiamo la linea dalla stazione marittima di Venezia, dove tra poco alle mie spalle, vedete, sarà firmato un manifesto che unisce sostanzialmente tutta la città per salvare il porto di Venezia. Poco prima si era svolto, come hai anticipato tu, una manifestazione come non si vedeva da anni a Venezia, una manifestazione che ha percorso il canale della Giudecca e che ha unito imprenditori e lavoratori uniti dalla comune motivazione di salvare il porto commerciale, industriale, il porto crociere, la cui attività oggi è messa seriamente a rischio dalla mancata manutenzione dei canali in laguna. Era un'attività che veniva svolta in maniera ordinaria generalmente da qualche anno per motivi che ancora sono difficili da spiegarsi anche da parte di chi oggi sta intervenendo. Questa manutenzione non avviene più, i fondali sono più bassi, alcune navi, stiamo parlando del porto commerciale, più grandi non possono entrare al porto che sta perdendo commesse importanti. Secondo i sindacati tra poco si inizieranno anche a perdere posti di lavoro per questo motivo. Diciamo un po' che cos'è in ballo oggi, perché il porto tra Venezia e Chioggia impiega 21.000 persone in 1.260 aziende, però se andiamo a contare anche tutto l'indotto saliamo a 92.000 posti di lavoro con un fatturato di 21 miliardi di euro. La preoccupazione qui è grossa perché al momento non arrivano segnali da Roma e soprattutto è insabbiata nel vero senso della parola la situazione dalla burocrazia, per cui non si sa neanche bene a chi ci si debba rivolgere. Naturalmente approfondiremo tutto quello che è successo stamattina nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora vi faccio sentire che cosa ha detto oggi il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Non sono preoccupato perché i dati sono dalla nostra, i fatti sono dalla nostra e anche le norme sono dalla nostra, quindi da un certo punto di vista sulla carta sono molto sereno. È evidente che preoccupa lo stallo burocratico, preoccupa, come dire, a volte il presunto potere di veto che qualche amministrazione può tenere, perché noi stiamo parlando di un potere di veto che ha delle ricadute dirette su un ambiente, un'economia che produce di valore di produzione annuo 6 miliardi di euro, che dà da lavorare direttamente a circa 20.000 persone, che quindi ha una ricaduta enorme non solo sul territorio di Venezia, sul territorio del Veneto, ma sull'intera economia nazionale. Su questo non si può scherzare, non ci si può sedere. Chi sta esercitando il potere di veto? Vede, questo è un paese di grande tradizione bizantina, no? E quindi non necessariamente c'è un colpevole, io non devo neanche trovarlo il colpevole, saranno altri eventualmente se ci sono delle colpe. Io ho bisogno di avere i pezzi di carta necessari a fare le cose che istituzionalmente sono a nostro carico, tra cui il mantenimento dell'accessibilità nautica. Ecco, avete sentito davvero una situazione paradossale quella che sta vivendo il porto di Venezia, che oltretutto dovrebbe essere considerato dalla politica nazionale come un hub strategico per l'intera nazione. Proprio alle mie spalle in questo momento si sta firmando il manifesto, naturalmente vi racconteremo tutto nel dettaglio nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. A voi la linea. Grazie ai nostri inviati Filippo Fois e Sandro Ponchio. Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Genova, perché due grandi fantocci di plastica con guanti insanguinati ai volti di Luciano Benettone e del fotografo Oliviero Toscani sono comparsi la scorsa notte sotto la sede del secolo XIX appunto a Genova. I due pupazzi avevano appesi due cartelli. Su quello dell'imprenditore si legge: amo i soldi, odio la gente, tanto nessuno revoca niente, mentre insulti figuravano sul cartello del fantoccio con la foto di Toscani. Sulla vicenda indaga la Digos di Genova. Nei giorni scorsi Toscani era stato al centro di una polemica dopo aver pronunciato alla radio la frase "ma a chi interessa se casca un ponte". Il fotografo si era scusato e i Benetton avevano interrotto la collaborazione appunto con Oliviero Toscani.
La cronaca dal Trevigiano ora, momenti di paura per una signora di 87 anni di Mansuè che si è trovata faccia a faccia con i ladri entrati nella sua abitazione. Lei stava tornando da messa, vediamo. Sto male, guardi, sono ancora sotto shock, quindi... Lei ha avuto paura? Credevo niente che mi venisse un infarto perché loro erano nel buio. Se li è trovati davanti tornando dalla messa nella sua casa al primo piano di una palazzina in centro a Mansuè, un incontro ravvicinato con due ladri che ha molto scosso questa signora classe 1933 che chiameremo Anna, nome di fantasia, tanto lo spavento e ancora tanta la paura. Sono da poco passate le 6 di sera quando la donna entra nel suo appartamento, soltanto il tempo di appoggiare il cappotto, poi il faccia a faccia. Ho aperto la porta del reparto note e mi sono trovati davanti. Sì che io li ho visti nella penombra perché la luce era dietro di me. Le torce le avevano tutti e due con la luce riverso al pavimento. Seguono attimi di terrore, la signora comincia a urlare, i due ladri fortunatamente non alzano le mani e cercano una via di fuga. Uno è scappato e non ha parlato, non ho visto in volto, non l'ho visto. L'altro invece che si è reso conto che non mi veniva il fiato, non cosa, e mi ha detto stare calma, non ti faccio del male. Anna trova la forza di chiamare il 112 e alcuni parenti. Ho chiamato i miei parenti, i miei fratelli perché credo di morire, svenire perché non mi veniva il fiato. I ladri non riescono a portare via nulla, ma restano 2 stanze sottosopra, tanta paura e una insonnia che non va via. E non ho dormito, sono stata su e ho cercato di distrarmi così e non ho dormito. E ora le immagini del nuovo assalto ad un bancomat nel Polesine. È accaduto questa mattina alle 4 quando è scattato l'allarme appunto in centro a Rosolina, l'esplosione nel centro del cuore del Basso Polesine in prossimità proprio della sede del comune. Le indagini sono affidate ai carabinieri, pesanti i danni allo sportello dell'Istituto di Credito Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il bottino è ancora da quantificare. Vuole giustizia per la moglie. Il primario di Castelfranco Paolo Manente, sollevato da ogni accusa per il tragico incidente in cui la donna morì 1 anno e mezzo fa a Farra di Soligo. La sua posizione è stata archiviata. Per la Procura della Repubblica di Treviso non ha responsabilità nella tragica fine della moglie, ma lui dice voglio giustizia e si prepara una causa nei confronti della casa automobilistica Rover. L'ex primario di oncologia di Castelfranco Veneto Paolo Manente si è tolto solo in parte il peso che porta dal 16 settembre del 2018, quando a Col San Martino aveva fermato l'auto, un Range Rover Discovery, su un tratto in discesa per chiedere informazioni a un passante. Azionando il freno a mano, che tuttavia di lì a qualche istante aveva ceduto, l'auto si era rimessa in movimento, acquistando sempre maggiore velocità. La 72enne Angela Bertolo, seduta al posto del passeggero, era riuscita a tenerla in carreggiata ma non a bloccarla, morendo nell'impatto finale 2 chilometri più a valle contro un muretto. Ora l'archiviazione delle accuse a suo carico, con il noto medico castellano che dice il dolore è sempre più grande, sono pronto a mangiarmi i risparmi di una vita per dare giustizia a mia moglie, è giusto che la verità venga fuori. La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato un albanese di 32 anni incensurato residente in Germania nella cui auto sono stati trovati 10 kg di cocaina. L'uomo, fermato nei pressi dell'area di servizio Adige Ovest della A22 del Brennero, ha subito evidenziato segni di nervosismo e di insofferenza, affermando di essere in viaggio per trascorrere una settimana di vacanza in Albania. La stranezza di non avere al seguito un bagaglio adeguato e lo stato di agitazione dell'uomo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di controllare l'auto. Così hanno scoperto nell'intercapedine laterale del vano posteriore 5 panetti di cocaina più altri 4 sul lato opposto dell'auto. Lo straniero è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera. Si stima che la droga avrebbe potuto fruttare, in considerazione del suo grado di purezza, non meno di 2 milioni di euro. E a Mestre gli agenti della polizia
ferroviaria hanno arrestato un cittadino afghano di 29 anni trovato in possesso di 4 kg di hashish destinati alla piazza di Udine. Potrebbe arrivare una proroga per quanto riguarda l'obbligo dei pagamenti tracciabili per poter usufruire delle detrazioni fiscali. Sentiamo. Le spese per le quali sarà possibile godere della detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi, quindi mi raccomando non in questa, è possibile effettuare ancora pagamenti in contanti fino al 31 marzo. Il governo ha presentato alla Camera un emendamento al decreto mille proroghe che prevede per le spese effettuate in contanti dal 1 gennaio scorso al 31 marzo la possibilità di detrazione anche se non è stato rispettato l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Il provvedimento atteso alla Camera di inizio settimana arriverà invece in aula venerdì. Da quando si apprende dunque si potrebbe andare verso uno slittamento dei tempi per quanto concerne l'obbligo di effettuare determinate spese come quelle sanitarie, scolastiche, veterinarie, di mutui o assicurazioni esclusivamente attraverso bonifici, carte di credito o debito, assegno o versamenti postali. Questo per poter usufruire nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno delle detrazioni fiscali del 19%. Ma al momento le informazioni a disposizione dei cittadini non sono chiare. L'informazione non è veicolata fin dal mese di gennaio, di fatto l'obbligo, la norma lo prevede fin dal 1 gennaio 2020, quindi diciamo che la scarsa informazione fa sì che molti continuino ancora a sostenere le spese, soprattutto spese che si è soliti pagare in contanti. Da aprile poi via l'obbligo dei pagamenti tracciabili per usufruire delle detrazioni fiscali anche se dal sindacato arriva un consiglio. Dal 1 aprile, viene detto, scatta l'obbligo del pagamento tracciato. Noi consigliamo però vivamente, siccome siamo in attesa di una conferma ufficiale su questo fronte e soprattutto il governo sta cercando le risorse economiche, noi consigliamo vivamente di effettuare comunque fin da subito i pagamenti tracciati e conservare, mi raccomando, lo scontrino del pagamento. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo di afflusso di pellegrini a Sant'Antonio. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali alla vigilia della festa della traslazione di Sant'Antonio, nota come festa della lingua, che si celebrerà domenica. Il santo diffonde il numero dei pellegrini del 2019, un numero in aumento con persone che arrivano, pensate, da ben 75 nazioni. Ci sono una trentina di pellegrini anche dalla lontana Nuova Zelanda, tra i 3 milioni di persone che hanno fatto tappa alla Basilica del Santo di Padova nel 2019. 1.230.000 transitate proprio nella Cappella delle Reliquie, a conferma che in questa chiesa molti entrano per devozione. Il record di passaggi il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, il mese più affollato, quello di ottobre. Sono i pellegrini italiani quelli più presenti, veneti, lombardi, emiliani, piemontesi e al quinto posto i campani. Tra gli stranieri confermato il primato dei polacchi che considerano il santo prima tappa del pellegrinaggio verso Roma, seguiti da spagnoli, francesi, croati e brasiliani. Piccola presenza ma significativa quella di 14 pellegrini siriani. A Trieste l'Unione degli Istriani ha siglato un importante accordo con il Consiglio regionale del Veneto. In base a questo accordo saranno agevolati i soggiorni degli studenti per meglio comprendere i fatti che hanno sconvolto il secondo dopoguerra. Siamo partiti da quello che è stata un'ingiustizia storica del nostro paese, cioè il fatto di concedere l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Tito, proprio partendo da quella che è la contraddizione, cioè da un lato abbiamo il giorno del ricordo che va a onorare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo, e dall'altro abbiamo il carnefice che ha creato questa tragedia, che è insignito della maggiore onorificenza della Repubblica Italiana. Così Alberto Villanova, presidente leghista della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, in merito all'accordo siglato questa mattina a nome dell'intera Assemblea con l'Unione degli Istriani. Credo che accordi locali nei territori siano fondamentali. Una delle nostre finalità come Unione degli Istriani è proprio questo, quindi trasmettere ai giovani la storia del confine orientale.
È il primo accordo sottoscritto fra l'Unione e una regione italiana, dove sono già operative iniziative del genere con altre città del nostro paese. L'accordo di fatto agevolerà per gli studenti delle scuole venete la visita ai luoghi della nostra città collegati alla storia non necessariamente recente delle nostre terre. Un documento che consente l'istituzionalizzazione di viaggi per le scuole di ogni ordine e grado della regione Veneto a Trieste, per far conoscere agli studenti e agli insegnanti naturalmente, ma agli studenti, la storia di queste terre, la storia del confine orientale, in un arco di tempo molto più ampio. L'accordo è stato sottolineato con soddisfazione dai rappresentanti della Regione Veneto, oggi in città anche per visitare e rendere omaggio ai luoghi delle foibe e dell'Esodo. Per certi aspetti, non senza una certa ironia da parte del Presidente Lakota, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale Veneto, segno che altrove è meno impervio guardare con uno spirito più pacificato alle tragedie collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo trovato l'unanimità in Consiglio proprio a dimostrare che questo riguarda una memoria condivisa della nostra comunità, e adesso oggi siamo felici di essere qui con una delegazione di consiglieri regionali per dimostrare la vicinanza della Regione Veneto con l'Unione degli Istriani, con la sua missione. Secondo il Presidente dell'Unione degli Istriani, i primi frutti dell'accordo potrebbero concretizzarsi già fra qualche settimana con l'arrivo delle prime scolaresche. Torniamo ora a Venezia, 7ª edizione di Lido in Love. C'è la parte del divertimento, la parte dell'aspetto sanitario, l'attenzione alla salute, la parte dell'attenzione ai temi sociali. Una giornata dedicata all'amore in ogni sua forma. Torna Lido in Love, giunta alla 7ª edizione, con il Gran Galà in Love che darà il via alle varie iniziative. Anche quest'anno l'evento punta a porre l'accento sul tema della violenza contro le donne. Il Gran Galà d'apertura infatti sarà l'occasione per raccogliere fondi in favore della Fondazione Doppia Difesa, che da sempre è al fianco di donne che subiscono violenza. Non solo si celebra l'amore in tutte le sue forme, ma è importante anche dal punto di vista proprio dell'impegno civile. Durante questa manifestazione il messaggio più grande che l'amministrazione sostiene a gran forza ormai da anni è quello proprio del contrasto alla violenza sulle donne. Io credo che nel giorno in cui si celebri l'amore è importante ricordare che l'amore non è violenza. Alle 5 ci sarà il flash mob che c'è in tutto il mondo, dove verrà ballata una canzone contro la violenza sulle donne per richiamare questo tema e far riflettere sul punto, perché è decisamente importante dal momento che le cose un po' cambiano, si cerca di lavorare soprattutto sui giovani, la speranza è che vengano molti ragazzi. Tra le varie iniziative, il Bus del Cuore, che con la collaborazione della Croce Rossa offrirà un servizio di controllo dell'attività cardiaca a chi vorrà salire a bordo. E il Selfie in Love, che dà la possibilità di scattarsi una foto sotto una grande cornice rossa che guarda proprio verso la laguna. O ancora il Love in Tour, in sella a un cavallo. Un evento che è possibile organizzare grazie all'impegno di Proloco e Consorzio Venezia Lido. Continuamente organizzano questi eventi che danno vita al Lido tutto l'anno, che consentono di dare visibilità, di dare un qualcosa di più ai cittadini, di dare un qualcosa di più ai visitatori in un ambito ben più ampio di quello che è la ristretta stagione delle spiagge. E alla vigilia della festa di San Valentino il Comune di Padova ha presentato un'iniziativa per tutti gli innamorati. Sentite. Innamorati, attenzione al regalo di San Valentino, quest'anno ci pensa il Comune di Padova. Ingresso gratis infatti per le coppie venerdì 14 a Palazzo della Ragione e al Museo degli Eremitani, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e la mostra Novecento Italiano, a Palazzo Zuckerman e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea al Pedrocchi. Ma non festeggiano solo gli innamorati, perché le promozioni sono state pensate anche per la festa della donna l'8 marzo, il 19 marzo per i papà, il 12 maggio per le mamme, il 13 giugno festa del santo per chi si chiama Antonio o varianti e il 2 ottobre per tutti i nonni. I padovani, inoltre, possono sfruttare l'occasione dei musei gratis ogni prima domenica del mese. E siamo giunti al termine di questa edizione, vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo con ore 13, si parlerà quest'oggi di coronavirus e dell'allarme delle imprese del nostro territorio, oltre al rischio sanitario. Infatti il virus cinese sta colpendo le nostre imprese, scarseggiano le scorte e si rischia il blocco delle produzioni. Ospiti in studio Pierangelo Bressan, presidente della Garmont, Oscar Marchetto, presidente della Somec e Gabriele
Maramieri, direttore generale di Quinteggia. Vi ricordo poi l'appuntamento questa sera con 20:10, subito dopo i nostri telegiornali sarà in studio Giampiero Beltotto del Teatro Stabile del Veneto, e poi come ogni giovedì torna dalle 21:15 l'appuntamento con la Zanzega. La puntata di questa sera sarà dedicata alla città di Belluno, 11ª puntata, come una breve parentesi, all'interno della grande officina dove si costruiscono i carri di uno dei carnevali più importanti d'Italia, il Carnevale di Ceggia in provincia di Venezia. Poi appunto il viaggio proseguirà alla scoperta della bellissima città di Belluno con Lelle Marcassa ed Ivo Gallo. Si visiterà appunto la capitale delle montagne venete. Ci porteranno all'interno del Duomo, dell'antica chiesa di Santo Stefano, e poi le piazze della città con le sue antiche porte, il museo Fulcis, il paesaggio mozzafiato, la casa natale del grande Dino Buzzati e naturalmente poi l'appuntamento con la gastronomia tipica e l'artigianato locale. Un viaggio dunque nel capoluogo bellunese affrontato come sempre con allegria, musica e divertimento, e poi in conclusione uno straordinario tramonto sul fiume Piave. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21:15 con la Zanzega. Ed è davvero tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Bentrovati al meteo. Generali condizioni di bel tempo nella giornata di giovedì 13 febbraio, non sono attese piogge. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove anche qui sarà asciutto e stabile, con il sole presente un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, su tutti i settori il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.